Buonasera a tutti, BCTV, e nuova de oggi, di SS, del suo mese di gennaio 2025. Siamo trasmettendo dai via Salvemini, dai Vizi, dai Sabarbaggia, dai Vizi, dai Sa Sardegna, a tutto il mondo. Facebook arriva a tutto il mondo, ma poi esiste Novasa, non è solo in Facebook, ma pure in YouTube. Quindi in Facebook resta a 30 giorni, poi che cancellata, in YouTube si teneva resta pro sempre, o ne si possa regola già, che bisogna come in YouTube resta pro sempre. Bene, andiamo a vedere come si presenta Toia Esadie, a parte della fotografia già dai piazza ma dai Coreai, non dai su studio ma dai Coreai, come ti vedete così Zaida già conquistata da essa Neola, ma a questo momento ti broccanne. La porta proposta la brocca si dette mai gai minuti da chi si de Paco però veste insomma ecco si ingrandivano ecco la brocca è da si che viene eccola qua tutto questo già puntinello bianco sono brocca sono e come potreste vedere non capisco si de pure carchi spruzzata del ruglio del Bougainville che sta cominciando a florire e a abbellire il panorama, insomma. Ecco. Bene, diamo pure caricata la fotografia, tassa terala, ecco qua, questa tassa è il suo miracolo. Su canipero che scende un po' di pruso, subito mi cuota su monte, però non certo che lo posso seccare. Vabbè, ecco qua, un altro sprazzo del paesaggio, chissà rocca come in Restoranino, che si detto un pacchetto di pruso, sapete, insomma, fa qualche tifro carne come terminato. E devo non narrata lo Saravallo stanno. Ecco qua, lo Saravallo non narrato, è batto il grado di temperatura massima, 1 grado di temperatura minima, quindi siamo in questa condizione di poter bloccare. Tanto este che resta sta mese costato viene a salvato in qualche tutti e due. Poi a sa schimbe e a sa sotto, a sa sese ponete brocca, cioè ponete abba, rocchina e frocca, 3 gradi, 2 gradi, quindi siamo noi in questa condizione di poter vedere broccanne verso la schimbe e la sese. Andiamo a in casa, 9 gradi al massimo, 4 gradi al minimo, calcolato tutte le die, chi ne ha bella leppia da salvecche a sa schimbe di altre die. Bene, e si da scritto è stata qualche evento, invece è stata la Befana, ecco no, che la fotografia, la, questa compagnia Parapluì, che è una compagnia che già ormai diversos anni che viene a viste posso carasacare, prevede attrarre lo spezzino ya che ne pone in mezzo sa scorra schinare allo teatrantes è una bella cosa insomma ecco, poi no, la fotografia ecco questo è il gruppo operativo della protezione civile che sa Befana sono amica mia non schiaffo già dai prima e poi no che su Nenneddu mi manca qualche fotografia mi manca che non Totoni chi è appunto la pauto a sa croce alto mi manca qualche fotografia magari che la posta dopo vediamo un po' se bisogna ecco qua è infatti il bisogno mi pare strano che non bisogna stato tanto Toni che arriva che sono nel Nedo poi la fotografia di Don Totoni che in tutto il gruppo della protezione civile no, che poi lo teatrantes il gruppo teatrale e no, che la Befana che danno il dono a tutto lo spizzinetto non è stato possibile fotografare a tutto canto perché purtroppo mi si è scaricata la batteria e oh, non carica che impressa che ne si scarica e quindi appunto ho dovuto brincare
meta piscinetto. E vediamo un altro evento, insomma, abbastanza importante per sul piscino, ecco, questa este si squadra, non vi gioca due biciclette, vi gioca Giovanni Castelli e Bustiano Doneggio Composto, che hanno visto questo torneo in Castelli, hanno visto come squadra su su Tiziana Saida, vabbè, no, non mi viene in conca e se Bustiano Doneggio composto è stato classificato il miglior giocatore del suo torneo e quindi l'ha andato, ecco, Sant'Antonio Calcio in Arata, Sant'Antonio di Calangiano, l'ha andato a Coppa del miglior giocatore di questo torneo, insomma, oramai Cristiano del Jazz con una terza coppa che picca del miglior giocatore e il Pizzino si veste evidentemente impegnati, complimenti a tutti lo Pizzino, a Sorvesica Vesicheso, Giovanni Castelli specialmente, ma a tutti los che credono che questo belli sport siete un attore, non vi darete anche basta soddisfazione e poi si colata ora chi nate lo spizzinello si ha che amicizia, si ha che insomma battacchento o vantaggio insomma è anche parte di una iniziativa sportiva e per ammirato non sono stato mai un grande giocatore mi poniamo tanto per frenare di squadra a fare che sul terzino oh, non, noi sono che le mie settore mio magari bravo in corsa a pede e poi dopo lo campionato provinciale, ma a pallone no, non va mai scritto giocare. Però mi sempre spiaciuto, insomma. Ecco. Va bene, andiamo da innanzi, stanno e andiamo della rassegna stampa e cominciamo la prima pagina della Unione Sarda. Da Cagliari a Bosa, da Alghero ad Olbia, le storie di chi ha deciso di comprare casa. Vengo a vivere in Sardegna, scelte dettate anche dal clima per professionisti, coppie e pensionati. In effetti devo andare sviluppo di questo argomento circa forse 20 anni fa che c'era scritto un articolo del questo giornale intitolato Lavoro vacanza ed intitolato che proprio presuppone pintagliata una cosa del suo genere, cioè fatto che in Sardegna si può bene, specialmente a livello del travaglio professionale, o glielo permette in bina lo scollegamento, lo che bisogna web, ed è hacker praticamente uno travaglio in vacanza, cioè se travagliando al massimo del tempo in vacanza, visto che sul clima lo permette. Per lo titolo la frena sulle ricandidature, senza il PD non c'è governo, massima rivolta in carcere. Andiamo da innanzi questa pagina, prima pagina, non beh, è come la pagina del San Nuova, non beh, nostra Unione Nuova, eccola qua. Collasso, guardie mediche in 3 per 140.000 pazienti, vabbè, questo è un pochino. Cortocircuito tra SL e comuni, avvisati solo 2 giorni prima della chiusura del presidio. A San Francesco di Nuoro, troppi ricoverati in medicina, pazienti in barella nell'ambito. Sciabolata artica, neve a bassa quota. Altro titolo, giunta a Tode, nomine ASL e Sanità, il banco di prova. Andiamo davanti a pagina del suo giornale, cominciamo la pagina da essa zona che interessa a noi, viene ad arrivare a internazionale con questa pagina 2, in effetti vai a pure una pagina 1 fino a poco compreso e non sta andata a finire. Frane sulla strada per Marreri, scatta l'allarme per la viabilità. Cicolini in Arata, Presidente della provincia, operai al lavoro per ripristinare la sicurezza sulla viabilità. Un caponicaccio da parte, cioè la pagina numero 1 che non riesce a comprendere con quale motivo. Eccola qua la pagina numero 1,
Crisi idrica in Baronia, l'ex assessore Ladu polemizza con De Riu, attacco al consigliere PD, il centro-sinistra affossò il progetto della diga di Abba Lucchente, e poi questo il resto però ha ragione, giustamente. Sull'emergenza idrica in Baronia servono posizioni politiche serie e chiare, vista l'importanza del problema. A dirlo è l'ex assessore regionale ai lavori pubblici Silvestro Ladu. Nel mirino l'onorevole Roberto De Rio, invece di fare interrogazioni alla giunta che sostiene, dovrebbe iniziare a dare risposte, essendo consigliere regionale eletto in provincia di Nuoro. Ladu poi esprime la sua verità sulla nuova diga di Abba Lucchente, mai realizzata. La futura opera, ricorda, fu affossata dalla giunta regionale di centro-sinistra dell'epoca, dopo che il progetto definitivo era stato approvato e finanziato dalla precedente maggioranza di centrodestra. Se poi la motivazione ricade sulla sua bocciatura al Ministero del 2009, nel 2009 Lado precisa che la Commissione VIA segnalò l'assenza del parere della Regione Sardegna, segno di un chiaro disimpegno politico. Parlare oggi di oltre 15 anni per poter arrivare alla nuova opera è fuorviante, in quanto la programmazione esiste già e basta dispolverarla. Insomma, lo tratta isungrato bene. Bitti, nuovo turno anche il giovedì, potenziato il servizio ASCOT dopo il pensionamento del medico. A Bitti, dopo il pensionamento del medico di base, la SL potenzia il servizio ASCOT già attivo nel poliambulatorio del paese. In particolare verrà attivata una nuova giornata di ricevimento il giovedì dalle 14. Il turno sarà garantito dal medico Bacchisio Saverio Roneso, già medico ASCOT nella sede di Bitti, che continuerà ad assicurare i turni settimanali disponibili il lunedì dalle 8:30 alle 18:30, il martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 14 e infine il giovedì dalle 8 alle 14. Il potenziamento del servizio ASCOT arriva dopo l'SOS lanciato dal Comune, perché altri 1600 residenti sono rimasti senza medico di base dopo il pensionamento di Itria Ena. Dottoressa. Pratobello tra passato e futuro, oggi confronto con i sindaci. Si intitola Nuovi sguardi su Orgosolo e Loccoe, tra passato e futuro. L'incontro in programma oggi pomeriggio a Oliena. L'appuntamento è alle 18 nella biblioteca comunale. L'iniziativa è legata al progetto di promozione turistica Miradas, che punta a un marchio ad hoc dell'attività. Gli amministratori si confronteranno sul tema, dalla protesta contro l'invaso di Loccoe alla rivolta di Pratobello, comunità unite nella lotta per le terre comuni. Interverranno i sindaci di Oliena e Orgosolo, rispettivamente Bastiano Conce e Pasquale Meleo, assieme ad Antonio Flore, ricercatore e primo cittadino di Scano Montiferro, coinvolto nel progetto. Ma frane sulla strada Madrid, l'abbiamo già visto, questo sovraffollamento in medicina, pazienti in barella nell'ambito Nuova Sardegna. Nuoro, la criticità sollevata dall'ex deputata Mara Lapia, quindi tornare a interessare questa cosa. Il reparto medicina dell'ospedale San Francesco affollato e barelle con pazienti nei corridoi. Non è la prima volta che accade e in questo caso a documentarlo è Mara Lapia, ex deputata, prima Movimento 5 Stelle, poi confluita nel gruppo misto Centro Democratico, con alcune fotografie. I pazienti vanno curati, punto. Il problema non è che si troverà, non è che si ricovera troppo, il problema è che non esiste una struttura capace di reggere il bisogno reale del territorio nuorese, scrive in un post sui social.
nel quale specifica che in tutto questo una cosa deve essere detta con chiarezza: i medici, gli infermieri, gli OSS non sono il problema. Vabbè. Allora, paziente in corridoio a San Francesco, nuovo DG, nomina Zuccarelli direttore sanitario, ma solo per 2 mesi. Denuncia dell'ex parlamentare Maralappia: prima creano il disastro, poi colpiscono i medici. Vabbè. Vita comoda e bel clima, l'isola è la nostra casa. Ecco, questo è l'argomento che un anno prima della vacanza lavoro, dal Cagliaritano alla Barbagia crescono residenti importati da altre regioni. La scoprono da turisti e poi si trasferiscono stabilmente. Le scelte di professionisti, giovani coppie e pensionati. Facciamo un gioco, supponendo di poter abitare ovunque in Italia e nel mondo. Una pensione o un lavoro non necessariamente sicuro, niente posto fisso per intendersi, ma uno stipendio dignitoso, più basso rispetto alla media dei redditi del nord Europa. Dove andresti a vivere? Ecco, questo sono io, appunto, uno che nessuno me lo trova sicuro, che non ho uno stipendio più basso. In un bel andato a vivere? Dove andreste a vivere? Sempre più persone rispondono in Sardegna. Secondo la nostra pagina Facebook, mi trasferirò in Sardegna, gruppo che raccoglie migliaia di testimonianze di chi, pur non essendo nato o cresciuto nell'isola, sceglie comunque di venirci a vivere. È la Sardegna la nuova Eldorado, basta solo che ci sia un aeroporto, una stazione di treni e bus nelle vicinanze, una buona connessione dati mobili e fissa, il miglior clima del mondo, anche in queste giornate fredde, un'alta percezione sulla sicurezza, buon cibo, natura incontaminata e mare cristallino. Arrivano anche single e giovani coppie, non più solo lo zoccolo duro degli over 65 svizzeri, tedeschi, americani, inglesi, brasiliani, italiani, che non per sognare un buon, se non per sognare un buon ritiro, cioè in pensione praticamente, ma si trasferiscono tutto l'anno. Vado a vivere in Sardegna, insomma, perché la Sardegna è il posto migliore del mondo, dove la vita è molto più salutare e serena, dice Nadia Cardone, per 57 anni, casa e lavoro a Genova, ora a Bosa. Quindi questo è un bello segnale, pro Sardegna, e ne siamo contenti, e finalmente questa è una cosa che si è realizzata. Quando dopo Napoli questa cosa l'ha prescritta 20 anni fa, che forse il deposito. La sanitaria chiede una guida a tempo pieno. Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell'isola e frena sulle ricandidature per le prossime elezioni, ma infatti è come stare all'Ipone già tropea a Todde Chirin che stava assata, nanne che essa candidata all'inveniente dell'elezione. Il segretario Dem: senza il PD non c'è futuro credibile per la Sardegna, siamo la garanzia per l'efficacia della coalizione. Senza il PD non c'è governo stabile, non c'è riforma possibile, non c'è futuro credibile per la Sardegna. Tradotto: non si va da nessuna parte. Silvio Lai, segretario del partito e deputato, lo ribadisce a scanso di equivoci all'indomani di un periodo complesso caratterizzato da frizioni anche forti con la politica della regione Alessandro Torri, legate alla presidenza di Egas, alla sentenza della consulta che ha bocciato la legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, alla nomina dei suoi direttori generali. In questo contesto voglio sottolineare il lavoro fondamentale che stanno facendo il gruppo consigliare del PD e i 3 assessori democratici in giunta. Un lavoro serio, spesso poco visibile ma decisivo per la stabilità e la credibilità della regione. Il PD non è un problema,
è la garanzia per la coalizione e per la sua efficacia. Le ricandidature di Todde alla presidenza della regione è automatica, non ci sono automatismi in politica, né per dire di sì né per dire no. Le candidature si valutano a fine legislatura sulle relazioni politiche, sui risultati prima di tutto e poi sul progetto per il futuro della Sardegna e non si possono ridurre al destino dei singoli. Abbiamo tutta la coalizione, ma il PD e l'M 5 Stelle in particolare, una possibilità politica di fronte al paese, oltre che ai sardi, quella di essere esempio di cooperazione e di efficacia nel solco della Costituzione e dell'Europa. E dico questi due pilastri perché sono questi che costituiscono la nuova linea di demarcazione tra campi che si confrontano, più ancora della destra e della sinistra tradizionali. Abbiamo di fronte destre autoritarie che cancellano le istituzioni di equilibrio e le indeboliscono. Abbiamo il dovere di fare la nostra parte nel nostro piccolo perché non ci si arrenda all'idea che gli autoritarismi sono meglio delle democrazie, ma questa cosa pare che sia colanne proprio diffuso a sinistra. Nel carcere di Massima esplode la rivolta, protesta per l'arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma, arredi distrutti, allagato un piano, sindacati in allarme, tensione a Oristano per trasferimenti di persone in regime di 41 bis, caos al pronto soccorso, recluso tenta la fuga. Massima sicurezza, Nuoro si mobilita. Badalcarros è stato svuotato dei reclusi comuni. Il carcere nuorese di Badalcarros, svuotato dei detenuti comuni, è destinato ad accogliere solo quelli sottoposti al 41 bis. L'allarme piombra prima delle festività di Natale, lanciato da Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro. Questa città non merita di diventare una grande enclave etichettata come 41 bis, inaugurando tra le case un futuro che non vede più il carcere come luogo per riabilitarsi, ma solo per esistere come sepolti vivi, dice il vescovo, quando è già in corso il via vai di Pullman che trasferisce i detenuti in altri istituti sardi, cioè praticamente l'unione del Boitan ne pone anche un 41 bis totale. Todde e alleati finalmente la tregua, cioè come evidente l'Unione Sarda ha suonato una musica, suona la nuova Sardegna ne suonato un'altra, nomina SL e Sanità e il banco di prova dalle opposizioni critiche alla Presidente sulla sua volontà di ricandidarsi. Tutti contenti nel campo progressista sino alla prossima incomprensione. Il giorno dopo l'intervista della nuova alla Presidente Todde, i pareri e i commenti sulle parole della Presidente segnano bel tempo sul barometro politico. Quanto poi questo durerà è da vedersi. Certo, non mancheranno anche a brevissimo le occasioni per testare la solidarietà della concordanza tra il Presidente e i suoi alleati. Guardie mediche, caos in 3 per 140.000 pazienti, questa è una cosa paradossale, riportata a Nuova Sardegna, che si è verificata turnazione incredibile, desole, narra da film di Sassari, in un giorno 143 visite, insostenibile. Emergenza virus, lunedì 125 chiamate, il 90% per influenza. Insomma, la sanità è sempre in crisi, l'assessora miracolo non ha fatto, non credo che nata
votere neanche il PAC svolta nel negoziato europeo, più risorse all'agricoltura italiana. PAC appunto riguarda l'agricoltura, accolta la richiesta del governo, cancellati i tagli previsti, 45 miliardi in più. La revisione della proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea segna un passaggio rilevante per il futuro della politica agricola comunitaria e per il ruolo dell'Italia nel negoziato europeo. La Commissione Europea ha infatti accolto la richiesta avanzata dal governo italiano, prevedendo la disponibilità già a partire dal 2028 di ulteriori 45 miliardi di euro destinati alla politica agricola comune PAC. Quindi andiamo a giocare che profetto puro noi sardo. Entra in gioco l'albero assicurativo, le danni dell'assicurazione, cioè l'albero assicurativo che il camo del compagno di trattata fuori un pacco di scompanzia. La valutazione stragiudiziale costerà 20 euro e sarà attivabile su tutte le polizze. Dal 15 gennaio al via ricorsi contro le decisioni delle compagnie sull'RC auto. Dal 15 gennaio, dopo una gestazione durata anni, diventa operativo il nuovo arbitro assicurativo, con la possibilità per gli utenti di presentare i ricorsi a un costo quasi irrisorio, 20 euro. A questo organismo viene affidata la valutazione stragiudiziale della contravvenzione. Come funziona? L'arbitro assicurativo nasce con l'obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore, il soggetto debole rispetto alla compagnia assicurativa. Ecco allora che gli utenti, al costo di 20 euro per via telematica, potranno opporsi alle decisioni delle stesse compagnie, sia in qualità di contraenti di una polizza, sia in caso di incidenti, e quindi per contestare le valutazioni nel campo dell'RC auto. Possono appellarsi alla AAAS, possono appellarsi appunto agente AAS, sia il semplice consumatore che i professionisti e le aziende. In Italia esistono già due organismi simili, uno è la ADF, arbitro bancario, l'altro è la CF, arbitro per le controversie finanziarie, e quindi come vedete introdotto questa figura viene esposta all'assicurazione. PAC all'Italia 10 miliardi in più, il ministro Lollobrigida, merito nostro. Antisemitismo, il PD presenta due diversi DDL e resa dei conti. Guardate bene, per questa questione dell'antisemitismo in qualche maniera tocca dello regolamentare. L'appuntamento è in Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove al rientro dalla pausa natalizia nel PD si aprirà la sfida interna sul contrasto all'antisemitismo. Da una parte verrà incardinato il DDL con primo firmatario il riformista ed ex ministro Graziano Del Rio, il cui testo è oggetto di un'aspra contesa tra i Dem, tanto che il capogruppo Francesco Boccia l'ha declassato a iniziativa di carattere personale. Dall'altra salirà in cattedra Andrea Giorgis con un altro DDL sul tema, presentato come unitario. È lui infatti il senatore incaricato dal partito di stilare una proposta con l'obiettivo di unire questa versione ufficiale presentata da Giorgis, eccetera eccetera. Eppure ascoltando diversi parlamentari Dem appare evidente che l'idea del secondo testo targato PD nasca dalla volontà di non lasciare campo libero al DDL Del Rio,
che ha generato da subito più di qualche scetticismo anche da parte della stessa segretaria Elly Schleyer. Prima condividerò la bozza con i senatori e con il partito, poi la depositeremo. È la linea di Giorgis, che non esclude un confronto diretto con la leader, molto attenta al tema. Sui contenuti però l'ex segretario alla giustizia non si sbottona, ed è proprio sull'impostazione, sulle limature del DDL Giorgis che si giocherà il duello muscolare con i riformisti firmatari insieme ad Azione del testo del Rio. Insomma, basta maretta interna. Patto USA-Groenlandia per escludere la Danimarca, cioè Trump come ha tappedato che hanno detto sì che la piccare, pare che questo non sia possibile, e deve, insomma, viene a Europa l'ha nato canono, e come io questa idea di sì che la piccare a fura i leader europei al fianco di Copenaghen. La sicurezza dell'Artico è un problema di tutta la NATO. Trump è al lavoro su un accordo che rinforzi la presenza americana sull'isola, praticamente anche che i giuristi a colovra prima appetiti così rafforzare in Groenlandia, e poi piano piano giuristi che ho fuori la colovra. Truppe UE e a Kiev, ok, dai volenterosi, ma Meloni dice no. Meloni certo paraninfa di Trump, deve sapere su chi viene ordinato il fianco di Kiev, al fianco di Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace giusta e duratura, ma senza impegno diretto di truppe italiane. A margine del vertice di Parigi, dove i volenterosi sono tornati a riunirsi, lo dice la premier Giorgia Meloni, che era presente ai lavori nella capitale francese, in cui si sono delineate le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. E praticamente prima cerca di recuperare questa gaffa che ha fatto giustificando il golpe americano in America Latina, e come che in qualche maniera di nare Miami che sono pronto a difendere nella Groenlandia dai appetito del Trump. Va bene, andiamo da innanzi, intanto questa nuova un pacco preoccupante, nessun controllo del 2020 in Crash Montana, il rogo che ha provocato 40 morti e 116 feriti. Praticamente in Svizzera tanto decantata, dai, certo schista non hanno goi, gai, eccetera eccetera, poi a sei scoprivano che non fa che ne controllo la struttura dei goi importante, se non beviamo a pizzi a colare su zero e a fare Baldoria, insomma, come il testo lecito chi accara, e comunque che poi addirittura vai assente che incacassato il giornalista del Sarai e spruzzare a sopra a stragata, insomma, e che noi ne sente innamoro del suo governo, del suo comune, ma sente mannato da questa famiglia che gestisce questa discoteca abusiva. L'Europa difende la Groenlandia, i suoi confini sono inviolabili. Il portavoce della Casa Bianca conferma le idee degli USA, meglio con noi, cioè meglio che praticamente anche te pulvenaisce la Groenlandia ed è scuso che la chiede. Sociale, Trump ritira l'accusa al cartello di Maduro, cioè intanto stanno andando innanzi la questione Maduro, che a quanto pare è stato costretto a presentare di fronte al suo giudice, ma a quanto pare non regge l'accusa di essere scappo di un cartello del trafficante di droga.
Ucraina, intesa sulla forza multinazionale. Meloni, no all'invio di truppe italiane. Io penso che questo no durante cada oggi a casa che a essere costrinta, che non si tratta di truppe da mandare in guerra, ma si tratta di stessi servizi che anche nella stufa del sono, in Libano e in tanto locos in un bisogno, insomma, non sono truppe de guerra, ma sono truppe de pacche. Vertice dei volonterosi in Francia, Macron, garanzie per una pace duratura. Bene, che in questo tancamos, le tenovera di oggi e non davo l'appuntamento torna a casa. Bene, 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 bene. Ecco, poi dimenticato le Saccuzzone Sant'Antoni, ecco, Pacco. Nares che su Pane Sant'Antonio de Coreaia è disponibile dai sudoichi di questo mese e su saloncino o Probania in Coreai però da Sastrese in poi e poi che sono preparata una zucchina la posa di Esei che insomma è stata a posto l'autorizzazione sono state appetite in tempo cioè speravo tutti in buono, insomma, chiaramente devo stare attento in modo tale che la zucchina sia in questa dimensione instabilita, da chi è il suo responsabile tecnico e che tutto anda bene come è andato bene lontano. Bene, quindi cerchiamo di tancare, che si a mezzo vedere che vanno a tutto dai pezzi di